Signori, bentornati nel secondo episodio di Mafia, definitiva edizione incredibilissima. Questa qui l'ho aggiunto io. Nello scorso episodio abbiamo fatto il prologo, quello che insomma ci ha introdotto in quello che sarà il gameplay e quant'altro. Io ho preso il copyright nel video, tra l'altro. Penso sia per la musica della radio, che ho scoperto anni dopo, quando già mi stava scartavetrando i coglioni, che si poteva staccare con 4. Detto questo, io vi invito a lasciare un like in questa serie perché sarà una serie incredibilissima. E siamo esattamente dove ci siamo salutati nello scorso episodio. Andiamo avanti. Qua addirittura abbiamo una nota. Don Salieri, lettera per Salieri, quindi il boss di dove, cioè quelli che ci stanno aiutando, il boss Salieri. Le scrivo per esprimerle tutta la mia gioia nel sapere che presenzierà alle nozze di mia figlia. La prego di farmi sapere se ha qualsivoglia richiesta. Ah, quindi qualsiasi, incredibilissima. Certo, sarà un uomo d'onore, un uomo di rispetto. Sarà una giornata meravigliosa e con la sua presenza e la sua benedizione diventerà ancora più speciale e memorabile. Con stima e amicizia, Giovanni Romano. Trovato nulla di valore. Una mano. No, io Compagno il capo in macchina. ti tengo d'occhio. Ma Chiaro. tranquillo, non ti sostituisci. Bello, guarda, abbiamo letto la nota Io a morte. e giustamente ci tengono d'occhio. Questa qui è la locanda di Don Salieri. Buongiorno, buon uomo. Tassista, ti ricordi? Sì. Possiamo leggere qua addirittura un'altra nota? E chi cazzo è questo? Leggi nota, quotidiano del 23 settembre 1930. Quindi sì, siamo nel 1930. La produzione e la vendita di alcolici rimane illegale. Oggi in un discorso alla stampa il presidente Herbert Hoover ha ribadito che il nobile esperimento del proibizionismo proseguirà. La risposta alle critiche delle democratici opera ha permesso l'incremento di fondi per efficienza del dipartimento. Va bene, bevete, fottete vini, vivi e lascia vivere. Ho preso una figurina. Attenzione, quanti collezionabili ci sono? Va bene, dobbiamo raggiungere Pauli, come cazzo si chiama. Fatto sta, raga, che eravamo rimasti comunque nello scorso episodio che adesso dobbiamo dare una lezione all'altra banda, diciamo, l'altro clan. Dobbiamo darle una dimostrazione di potenza che con noi non si scherza e quindi gli sfasciamo le macchine esattamente come hanno sfasciato il taxi del nostro personaggio. Il nostro è Tommy. Comunque, me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Devi Porto stipetti. da Venni. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Hai capito? C'erano gli strumenti adatti per risolvere il problema. Ma qui noi dobbiamo risolvere tutte, dobbiamo eliminare tutte, dal primo all'ultimo. Non resterà nessuna traccia di questa infame. Attenzione. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole! Oh, vedrai come canterà! E lui chi è? Vinni, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono. Ehi, avete bisogno di qualche bel ferro? No, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Che belli dialoghi. Proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. Ah! E se questa mazza non vi basta, vi sono permesso di preparare delle molotov. Ehi. State attenti però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Guardalo lì. Penso che Molesto l'ha sbagliato questo livello, raga. Prendi le molotov. Oddio, ma le abbiamo prese tutte. Come vedete il nostro personaggio, il nostro Tommy comunque, per quanto voglia lui rimanere fuori da questa situazione, in qualche modo viene attirato dalla malavita. Saranno i soldi, saranno... Vabbè, il classico che attira un po' tutti. Ehi, cervello! È tutta una sbagliata, imbecille! Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora, ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu.
Sto, vedete, non fate beccare a poccere un'altra volta. Sei un po'... Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Attenzione. Perché ci ha dato questa carriola? Appunto. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei finito a guidare un cadoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Ralph, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Cioè, un... Dio. Dobbiamo distruggere le loro auto, mica il nostro cadoccio. Scusami, ma non frena sta merda. Ho un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno. Di solito no, ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle No, auto la che polizia deve no! bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. Va bene. A proposito del caneggia anche arrivato. Se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo al college, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. Le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E Beh. poi quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla di quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Non fa una piega. Beh, abbiamo capito, raga, quanto cazzo è bello. Perdonatemi se non ho parlato, ovviamente i dialoghi non ve li voglio saltare. Uno perché sono bellissimi, raga, e penso che come interessino a me, interessano anche a voi. Però, Dio mio, raga, sto gioco mi sta prendendo un sacco. Siamo ancora nelle fasi iniziali, ok? Infatti questa qui sarà la nostra prima missione, che penso poi, da qui in poi si vedrà l'andamento della situazione. Ovviamente il nostro Tommy fa questa cosa solo per vendetta. Dice: ha trovato queste, ne approfitto per romperli i coglioni, come hanno rotto i coglioni a me, che mi hanno distrutto il taxi, che è l'unico modo per cui Tommy si procura da mangiare. Insomma, va, è il suo lavoro, è un tassista, è ok. Però in qualche modo sembra attratto dalla malavita, no? Sta vedendo i soldi, sta vedendo la bella vita, il lusso, che puoi avere quello che vuoi. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi gestiamo l'Italy e i suoi lavorano a North Park e dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere da un'altra parte. E te ne accorgerai molto prima che iniziano a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Bene, interessante, buono a sapersi. E quindi vi dicevo, però guardando come è iniziato il gioco, appunto nel primo episodio, nello scorso episodio, abbiamo visto che comunque Tommy si ritrova ad avere problemi. Noi qua stiamo vivendo soltanto il come ha avuto poi questi problemi, quindi bisogna vedere che cosa è Ok, successo. ci manca poco. Comunque siamo qua, siamo arrivati. Comunque che guida perfetta, raga, è facile quando le auto vanno a 40. Le scagnozze di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul regio. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccoli sono. Quindi questi qui sono, vedi, pingati in rosso, questi sono tutti Tocca a te, mafiosi. distruggili le auto. Mandagli un messaggio. Ah, proprio così? Perché vieni anche tu? Così non ti sparano. Attenzione, proprio così. Va bene, ora piano. Ah, con X mi... Fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Oddio. Signori, è la nostra prima missione incredibile questa. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Quindi adesso che cosa devo fare? Scavalco di qui? Scavalca il cancello e sali sopra il tetto. Io ti stacco quel babbeo. Tu avvicinati di soppiatto e prendilo alle spalle. Va bene, va bene. Minchia, devo scavalcare qui. Basta che poi si ricordi di pagarmi. Ma mi vede? O non mi vede? Rischio? Mi sa che non mi vedono. Perfetto, raga. Siamo sopra, e adesso lui dovrebbe distrarre il buon uomo. Ok, così mi riparo. Ehi tu, ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire, scusa?
cazzo di guardia qui? Dino, è stato Dino. È stato Dino. Non mi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello e Dino ti ha messo a guardare le macchine. Ascolta, ma tu chi diavolo sei? Conosci Dino? Devo prenderlo alle spalle mentre, raga. Una volta avrei potuto coglierlo alle spalle e strangolarlo, ma per qualche strano motivo ho lasciato perdere. Un'occasione sprecata. Bravo, Oh. così si fa. Così, l'abbiamo freddato, raga. Possiamo pure trasportare il corpo. E non so se queste meccaniche, raga, nel primo Mafia originale c'erano. Perché se c'erano, tanta roba. Ok, lo posiamo qui. Prendo la mazza. Già ce l'abbiamo la mazza? Con Q. Ah, ok, abbiamo le granate. Ah, sì, già ce l'abbiamo. Io non lo farò, Perfetto, vado. Premi Q per usare la mazza. Ah, così proprio? Scomodo un po', eh. Così, spacchiamo un po'. Così. Ah, guardalo lì. No. Ehi, lascia stare la macchina. Hai fatto incazzare No. Aia. Hai deciso di morire. Dio. Oh, hai rotto i coglioni. Ah, colpo di amme. È un colpo. Mamma mia, raga. lancia una molotov e scaldiamo la situazione. Scusa. Complimenti, Tommy, l'hai presa in pieno. No, non l'ho presa veramente. Ora l'ho presa. Il profumo della carrozzeria in fiamme. Che bello, raga. Oddio. Oh, wow, wow. Morello l'avranno sentita. Avrà sentita l'intero quartiere. Vabbè, così posso fare l'attacco caricato. Facciamo l'auto di te. L'auto di Dino, quello che era là di guardia. Se mi stai sulla minchia e ti prende il macchinone. È il buccetto che scoprirò dove lo diè. Segnalano veicoli in fiamme e stari a Ce North la Park. prendiamo. No, mi sa che c'è pure la polizia, raga. Via, 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 via. Zona di Morello. Attenzione a chi porta I metodi sono sempre migliori. Oddio. Sfonda il cancello. Sfondo Dobbiamo tutto. sbagliarci la prima che arrivino gli spie. Non potete scappare. Tornate qui, bastardi! Mamma mia. Oddio, la polizia, la polizia. Merda. I piedi verdi. Signora, si tolga. Allora, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati. Ma non facciamoli diventare incazzati neri. Mamma mia, raga. È fantastico, abbiamo 2 stelle. Quante emozioni potrà dare questo gioco, raga. Quante. Signore, si tolga. C'è un taxi, la capisco. Oh, che culo, che culo. Ha fatto l'incidente alla polizia, ce l'abbiamo fatta. Dai, dai, prendiamo da qua dal ponte, acceleriamo al massimo. Quella è l'ultima zona in cui mi hanno visto. Se non mi vedi. Oh, bam. Ora restiamo nascosti finché non si stancano. Restiamo nascosti finché non si stancano. Quindi dobbiamo cercare di evitare di passare davanti alla polizia, in modo che si dimenticano la nostra faccia. Ok. Guida via. Ci stanno Perfetto. ancora cercando. No, 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 no. Ok, ok. Dai, 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 sta svanendo, sta svanendo. C'era una macchina della polizia, raga, non l'avevo vista. Tanta roba, raga, tanta roba sto gioco. Mi raccomando, ragazzoli, un like importante. Tutto a posto. Ora rientriamo e parliamo col capo. Ma Salieri non aveva gli sbirri sul libro. Perdona. Da con prudenza, non vogliamo farci notare. Oddio, c'è la pula. Ma... Salieri non aveva gli sbirri sul libro paga. Qualche gente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le parti. Va bene, raga. A sto punto dobbiamo Come ti ritornare. senti? Di che parli? No! Rubare l'auto a te? Dio mio. Ti è piaciuto? Sì, credo di sì. Gli è piaciuto. Non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? E ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? Siamo arrivati. La macchina che vi avevo dato. Abbandonata. Perché? Era un rottame. Questo è me. Un'auto migliore col finestrino rotto. Un po' d'aria, non hai mai ucciso nessuno. Aspettate un attimo, raga. Bellissimi dialoghi, raga. Qua c'è un altro collezionabile, come vedete. Storie di fantascienze. Ok. Andiamo col nostro Pauli. Mamma mia, raga, comunque tanta roba, tanta roba. Vediamo adesso il capo cosa ci dice, perché ci aveva detto nell'episodio precedente: dopo parleremo del tuo futuro. Quindi che strada prenderà Tommy? Perché è andato nella merda? È ancora con te. Oh, Sì, sembra. t'ha rapolito, eh?
Ha appena già Ehi, capo, Attenzione. tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? Nah, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi? È questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere saperlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Sarei onorato, signore. Bene. Bene. Un business. Poli e Sam hanno garantito per te. Ma devi capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole e chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte, non voglio drogate nel mio guarciere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sul libro paga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Poli e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sul libro paga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Rispetto? Può essere? Della lealtà. Esatto. Bam, Se resti bello. dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Mamma mia. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Tanta roba. Quindi noi siamo entrati. Luigi non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. Minchia. Missione completata, raga. Ma che cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire di questo gioco, raga? Fenomenale. Ma perché non l'ho fatto prima? Bellissimo, raga. Ma che storia. Bello. Giorni Ordinaria al amministrazione. furono lenti. Spostavo casse e recapitavo messaggi. I ragazzi si annoiavano e raccontavano vecchie storie. Per lo più restavamo in attesa. Avevo quasi iniziato a pensare che la vita con Salieri non fosse così rischiosa. Povero sciocco. Tommy, Ah, Già, il capo ti aspetta. Grazie. perfetto. Quindi noi abbiamo trascorso già un bel po' di tempo e a detta di Tommy non c'erano, cioè ancora questa vita non sembrava così rischiosa, ma poi qualcosa quindi ha fatto cambiare le cose. Vediamo. Parliamo con il capo, con Don Salieri. È ora delle squadre, picciotti. Tu, Tommy, stai alla guida. Poli e Sam fanno il resto. Normale routine. facciamo poche fermate oggi. L'ultimo pezzo del motel è stato misero. Assicuratevi di incassare gli interessi. E cosa fate, capo? Non alzate un dito su nessuno, a meno che non sia necessario. I nostri clienti devono capire che gli forniamo un servizio prezioso. Devono guardarvi e vedere San Michele. Credere che li proteggerete. Fatele spezzare a Morello le gambe. Noi siamo migliori, ma il pizzo è dovuto e lo si deve pagare. Ce ne occupiamo noi. Vado a Ralphie per un'auto. Ok, boss.
Attenzione, però comunque a detta sua, raga, Morello, l'altro boss di questa città. Vai prima da lui. Vai, ci vado. Cioè, l'altro boss, questo Morello, minchia, sembra il contrario di questo. Che vabbè, che per carità hanno sempre. Però Morello è uno che ragiona sicuramente meno di Salieri. A detta. Anche ho fatto un bordello. A detta sua. Vediamo cosa ci dice Vincenzo qua. Vincenzo, buongiorno. Ehi, giusto tu. Ho visto questa e ti ho pensato. Ma sei un grande, Vincenzo! Dammi la pistola, dammi pure il kerosene se ne Ho hai. sparato un paio di volte alle bancarelle. Vabbè, quelle non contano. Mira a quel bersaglio laggiù. I proiettili? Bella postura, minacciosa. Vai. Adesso premi il grilletto. Ma è senza colpi. Bang. Volteglia di cervello. Va bene. Ora mostrami come ricarichi. Ah, Apri il tamburo e mette i colpi. Un'ultima cosa, non farla vedere. Mettila Ok. nella cintura. perfetto, quindi con H. Quando inizi a volare piombo, cerca il reparo e non fartela sotto. Grazie Vincenzo, lo apprezzo molto. Ehi, per finché il capo sono Vincenzo. Tu, chiamami Vinny. Perfetto, Vinny. E che bin? Armi? Bene, dammi questo collezionabile che l'ho visto dietro, Vinny. Allora, piccoli detective. Ah, ci sono tanti collezionabili. Grazie, bro. Poi Don Peppone è uscito dai giochi. Va bene, ora ci scassare i budget. Perfetto. Quindi siamo ufficialmente nella banda di Salieri. Adesso abbiamo la pistola e dobbiamo prendere il mezzo. Qua c'è pure un articolo. Un altro articolo di giornale di Lost Haven. 29 ottobre 1930, a un anno dal crollo. È trascorso un anno dal peggiore tonfo di Wall Street in tempo di pace e ancora non si vede l'uscita dell'enorme depressione economica che ne ha derivata. Questo mese la disoccupazione ha toccato quota 8%, ma visto il numero sempre maggiore di attività in bancarotta, banche in fallimento e proprietà agricola pignorate, secondo gli economisti la percentuale potrebbe raddoppiare se non addirittura triplicare nei prossimi anni. Quindi si affronta pure una crisi economica. Vediamo lui cosa ci dice. Tu sai come aprire una di queste, Tommy? Rompo il vetro e poi la apro. Facile. E poi passo il pomeriggio a riparare il finestrino. Guarda. E poi impara. Sei veramente un mago, Ralphie. Perfetto, almeno non gli rompiamo il cazzo. Mischino, raga, lui è uno che... Forza, Tommy. Mostrami che sai. Ah, ok, un tutorial per scassinare. Che tengo premuto. Perfetto. Hai capito? Grande bro, grazie Ralphie. Ma parte sta roba? Ma non parte la macchina. Prima andiamo da Al. Ok, Gestisce è una partito. panetteria su Longman Street. La conosci? Dobbiamo riscattare il pizzo di vari locali. Così pare. È un vero peccato. Allora, intanto andiamo in questa panetteria. Dobbiamo andare dall'altra parte. Guardalo lì. Scusami. Facevo quel mestiere prima. Adesso sono con la malavita. Signora, si tolga. Allora, ora che siamo ufficialmente dei mafiosi, permettetemi di dirlo, ma cacumanno io ora. Avanti. Il primo che rompe i coglioni verrà freddato. Non ci sono regole. Qua vige la legge del più forte. E io sono leone. Andiamo di qui. E in teoria siamo arrivati in questa panetteria, per come ho capito. Vediamo se avremo dei problemi, perché in teoria qua è dove partono i problemi. Guardaci bene, Tom. Quando fila tutto liscio si fa presto. Quando provano a ribellarsi, a volte si deve pensare in fretta. Certo. Stammi dietro, ok? Perfetto, andiamo. Penso che con H esco la pistola, proviamo. Non posso fare... No, buono. Scusami, stavo facendo delle cose. Sam, Poli, come state? Bene. E la piccola Giulia? Non è più tanto piccola. Sta diventando una rottura come sua nonna. Buona sapezia. Davvero? Dammi i soldi Senti, ora. qualcosa non va da queste parti. Qualcuno vi crea problemi? No, niente del genere. Bene. Quindi hai i soldi? Certo, sono pronti sul retro. Vado. Ci pensa, Tommy. E tu rimani dove possiamo vederti. È stato un mese difficile, Sam. Temevo che non avrei incassato abbastanza. Al, lo so che non ci creeresti mai problemi, ma fai bene a preoccuparti. Come potremmo proteggere te e la piccola Giulia senza il pagamento? Li vuoi prendere questi soldi, Tom?
Ah, ok, vado io, scusami. Però guardate, raga, nonostante, cioè, comunque è sempre una cosa, vuoi o non vuoi, crudele, no? Perché, cioè, queste qui sono famiglie di lavoratori onesti. Noi gli rompiamo il cazzo. Lettera della banca. Egregio signor Borturelli, la presente per notificarle il mancato di pagamento della ah, per il suo mutuo, addirittura. Poverino, raga, da una parte però, eh. Forse è questo che ci farà cambiare idea. Che comunque a stento arriva a fine mese, come vedete ha un'altra figurina. C'ha dei problemi pure con la banca. Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Fatosi! Sul tavolo, sulla busta marrone. Signorina però. Non posso sfoderare l'arma, non siamo ancora liberi di fare il cazzo che vogliamo. Via di qui. Lasciateci in pace. Signorina, vieni qua. Minchia. A urro su tana macce voliva. Ce li ho. Ci vediamo il mese prossimo, Al. Chiamaci se hai bisogno di qualcosa. Di qualunque cosa. Certo, Sam. Lo farò. E poggi saluti a tua madre, eh? Ha spento la sigaretta a terra, raga, eh? Cioè, capisci? Non è che siamo... Non è che ci rispettano perché siamo... È la paura, raga, è la paura. Noi ci facciamo rispettare con la paura. Avanti, Acchiana, dai! Vediamo qual è il prossimo posto. Ok, ora andiamo dal vecchio Eugene. Il negozio di porcellane sulla Tallow. Non è ancora morto. Quasi. Lo sostituisce il nipote. Negozio di porcellana. Andiamo. C'è la polizia. La persona che gestiva il prossimo posto, Tom, non si chiama Eugene, è cinese. Ma il suo nome sembra Eugene. E allora noi lo chiamiamo Eugene. Poi gli ha è sbattuto cinese. la testa sul bancone. Quando? Nel 27? Sì, dovevi esserci. Da quel giorno è filato tutto liscio. Se guardi bene si nota ancora il sangue. Quel vecchio bastardo non è riuscito a pulirlo. Ah, che belli aneddoti, raga, che raccontano. Ricordare alle bande di Chinatown che la città è nostra, non loro. Ma il nipote di Eugene non lo conosciamo. Potrebbe servirgli un promemoria. Qua c'è la polizia, noi ce ne fottiamo. No, no. Ti prego, non ci ha visto? Non ci ha visto. Non so come. Bene. Ma comunque, raga, ma quanto cazzo è figa la città, oh. Ma è proprio bella. Sta lo Steven, se non sbaglio si chiama così la città, giusto? Allora, negozio di porcellana. Eccoci qua. Andiamo a riscattare. Guarda quel parcheggio perfetto. È 100%. Ha detto che la Che è? canzone Resto in viene macchina? solo per uno di questi tre motivi. Va nel negozio da solo. Sai, quando Polly accumula troppo stress, poi ha bisogno di sfogarsi per conto suo. Devi solo lasciarlo stare. È fatto così. A volte te ne accorgi dalla voce. Ah, Ogni tanto ha bisogno di fare il lupo solitario per essere felice. bene. Oddio. Penso mi viene da ridere. Ah, il nipote di Eugene non si starà divertendo molto. Polly quando parte non si ferma. Una volta stavamo spremendo un sarto giù a Holbrook. Quel poveraccio è finito sulla sedia a rotelle. Minchia. Signora si tolga da lì, signorina. Vabbè, ha finito. Ha finito? Eccolo qua. Eccolo che torna. Ha fatto in fretta. Bene. Fatto? Facci prima che arrivino gli sbirri, Tom. Ora tocca a Bill, al modello. E il nipote di Eugene ci pagherà la settimana prossima, con tutti gli interessi. Come sta? Ah. Bene? Se la cava. E il bancone com'è? E di nuovo sporco di sangue. Quanto sangue? Ah, niente che non si possa pulire. Appena riesce a rialzarsi. A posto. Mamma mia, ma è bellissimo, raga. Bene, a sto punto dobbiamo andare al motel, quindi stiamo andando fuori Sì, ti città. racconto per bene del cinese impegnato a lavare via il suo sangue dai banconi del negozio. Sì, sembra una cosetta facile. Facile? In che senso facile? Non saprei. Se viene naturale a voi, magari vale lo stesso per me. Quindi potrebbe farlo chiunque? Io e Polly lavoriamo da anni in queste strade. Ora arrivi tu e pensi di sapere già tutto? Non ho detto questo, Sam. Io... È solo un giorno che lavori, Tom. Non hai idea di cosa facciamo e di come lo facciamo. Sam, forse dovresti... No, Polly. Questo bivello crede di poter fare il pezzo grosso. I pezzi di merda come lui li faccio neri. Credo proprio che dovresti scusarti, Tom. Scusarmi, eh? Lo farei se non fosse per quel cazzo di sorriso che cerchi di nascondere. Se l'ha bevuta, Sam! Se l'ha bevuta! La puzza della merda nei tuoi pantaloni si sente da qui. Ma Bellissimo, che, raga. avevo capito. La prima volta che Little Tony è venuto con noi, prima di dirgli che lo stavo prendendo in giro, l'ho fatto inginocchiare. Cioè, comunque sei andato meglio di lui. Che bello, raga, che bello. Guardate pure che grafica, raga. Che grafica, che gioco, che giocone. Sto detesto andare fuori città. Tu detesti fin troppi posti.
Sì, ma questo non lo sopporto. Come mai gestiamo un posto così fuori città? È il posto migliore per gli affari, per il gioco d'azzardo e per molti dei nostri traffici. Oggi dobbiamo riscuotere una grossa somma. E il tipo è in debito. Se non sborsa, è la volta che il capo si incazza. Già, questo posto è una grossa fonte di guadagno. Spesso i posti che fruttano più grana sono quelli che la gente comune tende a ignorare. Di recente il modello ha avviato una seconda attività. È l'ultima fermata prima di Lost Haven per il room di Cuba. Lo portano fino a qui. Esattamente. Per questo noi lo vendiamo a caro prezzo. Il modello di Bill è diventato un punto di scambio delle casse. Salieri lo protegge, ma lascia che lo usino anche gli acci. Anche Morello. Certo, per mantenere la pace. In più è così lontano che non frega nessuno. Finché tutti ci guadagnano, a nessuno conviene fare casino. Tanta roba, raga. A me dispiace che ci sono tanti momenti appunto. Non dirmi che non ti piace la campagna, Poli. Non gli piace niente. Campagna, città, luoghi chiusi. Sono tanti dialoghi appunto. Io li odio questi lavori. Quando veniamo in mezzo ai campi per consegnare gli alcolici o cose simili, si finisce sempre con i piedi nella merda, al buio e al freddo, porca puttana. Ecco perché è utile averti con noi, Tom. Puoi fare tutti i lavori che Poli disprezza. Con molto piacere. Ecco. Vi stavo dicendo, raga, purtroppo ci sono sempre tanti dialoghi, per cui saranno episodi così, magari all'inizio, penso. Comunque, siamo arrivati in quello che sembra un motel disperso nelle campagne. Guardate che bello, raga. Devo staccare sta radio assolutamente, che poi mi danno il copyright. Parcheggiamo in un punto dove possiamo eventualmente scappare veloci, quindi da qui, e andiamo. Che cazzo vuoi? Ah, devo per forza parcheggiare dove dici tu. Ma allora sei stronzo nella vita. Io parcheggio una cazzo dico io, va bene? Sono anch'io parte del clan. Avanti pecciotti, signore. Di nuovo? Ok. Ma sono sceso comunque. Ah, ok, filmato. Secondo me è qui che succede il bordello. Non fumare. Ma noi fumiamo. Però perché? Questo sarà un particolare, eh? Oddio! Tommy mi ha beccato! Cristo santo, Poli! C'è a dire al saliere che d'ora in poi questo posto è nostro, lo capisci? E non tornare, se non vuoi fare una fine peggiore dell'amice tua. Aiuta Sam. Stanno cercando di farlo cantare! Hai bisogno di un dottore! Io posso aspettare! Tu porta Sam fuori di lì! Mamma mia, raga. Mamma mia, che situazione, guardate. A lui gli hanno sparato, raga, mentre Sam è dentro. No, no. Trovo un modo per entrare nel motel. Allora, così diretto non penso. Vediamo se si può salire da qualche parte, raga. Guarda, lo stanno interrogando, raga. Oddio, minchia di bordello che stiamo facendo. Forse da qui. Oddio, ti prego. Non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto. Non c'è nessuno qui, non ti affacciare, facci minchia. Girati, dai che salgo e ti inculo male. Ti vuoi girare o devo aprire il fuoco? Solo che se sparo mi sentono. 2 ore. No, merda, c'è pure quello sotto, quello non si gira. Oh. Vaffanculo. A mali estremi. Estremi rimedi, raga, cago manno io. Sono sotto? Oddio, aia. Oddio. Porca puttana. Come si usano i kit medici? Io non ne ho idea. Non ho niente, non ho niente. Niente, freddiamo tutto, non abbiamo bisogno dei kit medici. Ci sono varie stanze, raga. Ho paura che c'è qualcuno. Finalmente è iniziato ufficialmente il gioco, raga. Ed è bellissimo. Ci sono tutte camere da letto, vabbè, un motel. Controlliamo tutte le stanze, magari c'è qualcuno. Non dobbiamo lasciare testimoni, non do a sapere niente. E qui sembra non ci sia niente. A sto punto entriamo dalla porta principale, che non siamo messi benissimo per vita. Aia. Apriamo? Si può aprire? Devo aprire per forza così? Ah, è chiusa, vaffanculo. Devo passare dove ero prima e scendere le scale. Non ho idea di come mi curo, raga, però, Forse non ho kit medici, mentre è strano perché li avevamo raccolti. Se passo sopra i nemici cosa mi danno? Posso trasportare volendo... Ah, qua ci sono dei colpi, guarda qua. Beh, ma siamo a posto, abbiamo il massimo, 36 proiettili. Quindi di... Oddio! Mamma mia. Meno male che non mi ha preso. Ok? Sì. Dammi il kit.
Ah, lo usa in automatico, bene. Affanculo. A cucù sta parlando. Roberto Ghilotti. Chi cazzo è questo qui? Opuscolo elettorale. Portiamo il benessere per Roberto Ghilotti al consiglio cittadino. Guarda, guarda qua. No, no, no. Ce ne sono altri? Non penso. Non riesco a prenderlo. Ah, oh, hai rotto il cazzo. Penso sia l'ultimo. Mi auguro. Veloce. Meno male. A posto, guardalo lì con quanto stile. Ricordiamo sempre che stiamo giocando a difficile. Non mi ricordo se era la massima difficoltà. Sì, mi pare di sì, perché poi c'era personalizzata. Perfetto. Questo l'abbiamo ucciso. Cioè, però li abbiamo uccisi tutti, raga. Avanti. Andrà bene. Hai la pelle dura. No. Oddio. Merda. Ha preso i soldi, Tom. Sei quel bastardo. E hanno ferito tutti e due, quindi la missione è nelle nostre mani. Sta bene, è dentro. Allora prendi i soldi. Mamma mia, si può sparare dalla macchina? Vai che non accelera sta merda. Ok, posso premere il grilletto per sparare mentre guido, bene. C'ha pure la scorta. Ce la faremo pagare, raga. Mamma mia che missione, raga. E se sparo così però non so se faccio tanto danno. Ma non abbiamo altro modo. Ma come cazzo faccio, raga? Mi sa che l'ho freddato uno, può essere? Oddio. Sono morto, raga. Ma come cazzo faccio? Va alla cieca. Oddio. No, sono morto. Non ho capito perché comunque la mira va cioè non è che miro io, è una mira random, però il personaggio sembra mirare tipo all'auto. Io sparerei alle gomme o a loro. O all'autista, così facciamo prima, si levano dai coglioni, merda. Allora ragazzi, ci riproviamo, però è tosta, io sparo a manetta, tanto abbiamo colpi infiniti. Io mi auguro che vadano distrutte prima o poi queste macchine, perché la vedo un po' strana, raga, come situazione. Da una parte vorrei speronarle, ma guarda qui. Io non so se faccio qualcosa. Ok, una fatta, raga. Ah, ok, allora è così che funziona. Non so come cazzo fa. Oddio. Sei un cieco. Ok? Oddio. Penso di averla fatta. Gli ho fuso il motore. Rimane l'ultima macchina. Guarda che strade di campagna, raga. Guarda quanto è bello. Vai, Tom. Ci hanno fottuto i soldi. Ci hanno fottuto. Facci minchia. Attenzione. No. Ho preso il palo, fratelli. Vabbè. Dovremmo riunirci qui. Minchia, lo speronamento della vita. No. No. Ok. Scenda. Ah no, è già morto. Allora, lei si levi dal cazzo. Cosa volesse dire esserci dentro? Avrei potuto mollare tutto. Ma non potevo tornare a essere una nullità. Ecco cosa spingeva il nostro personaggio a fare tutto questo. Intermezzo, signori. Siamo nel 1938, 8 anni dopo. Un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna? Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Paulie e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... non lo so, come se fosse destino. Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri e dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava 10. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joey Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già, proprio lui. E stiamo vivendo un'altra situazione, 8 anni dopo. Ancora non si sa bene cosa è successo. Joey stava andando ad allenarsi. Fantasticava sulla conquista del titolo.
Oddio. Che diamine. Hanno inculato. Coglione. Ma cos'è, guidi con gli occhi chiusi? Guarda qui. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Don Morello, io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come questa in città, Joy? No. E a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Puoi dare la colpa a me. No, signore, è solo che non ho mai fatto incidenti. Ah, beh. Il suo danno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Le ruote sono a posto. Il radiatore è un po' ammaccato. Mio cugino... La polizia si gira dall'altra parte, raga. Questo è Don Morello. Non mi dire che siamo contro di lui. Mi sa che qualcuno ti ha rifilato la palla. Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joy Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure Morello ha lasciato quel poveraccio morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joy era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava perdeva la testa. Tu hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, io e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela. Raga, che vi devo dire? Io mi sto guardando un film praticamente, un film che mi piace tra l'altro. Sportività, 1932. Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Ah, sì. Polly e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda e ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito, voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla cava. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero 1. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Ma adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mikey che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Beh, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. Mamma mia che missione. Signori, io direi però che per questo episodio abbiamo fatto un bel po'. È un film che spero che vi piaccia e quindi vi invito a lasciare un like importantissimissimo. E se raggiungiamo i 4 like uscirà un altro episodio. Alla prossima, bene mie. Ciao ragazzi.